Bella ragazzi, oggi ce la giochiamo 3 minuti, ho deciso, dobbiamo dare una velocizzata a tutto ciò che sta accadendo perché è veramente di una lentezza mostruosa, ho paura che arriveremo tipo a parte 400, quindi va bene così. Ok, mai dare l'alfiere in fianchetto, questa è una regola che devi imparare da questa lezione, mai dare l'alfiere in fianchetto. Mai darlo, mai, my darling. Oh, goodbye, my darling. Goodbye, my love. Anche se parti. Da-di-da-ram. Da-ru-da-ru-ri-da-ram. Da-ru-da-ru-ri-da-ram. Tarurarari, tarurati, 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 taruraruri, rura, rura, dun tararam, dun taruri, rura, parabaram, pampi, rure, rura, tararam, tanti, rure, 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 taruraruri. Ok, devo spingere il pedone in B4. Così dopo la spinta di questo tipo, cavallo qui, spingo in B5 e perde la torre. Oddio, guadagno una qualità, non è che vinco la partita, però è un piano abbastanza semplice quanto realizzabile. Sono sotto di tempo, I am sotto of time, I am sotto of time. Sono sotto di tempo e questo, amico mio, non ce lo possiamo permettere, non ce lo possiamo permettere. Ce lo siamo permessi per troppo tempo, adesso non più, adesso non più, adesso non più. Bisogna muovere, veloci, bisogna essere coincisi, come diceva qualcuno. Così ti mangio la torre però. Poiché sappiamo che una torre a gratis vale di più di una torre non gratuita. 3 minuti, sono aggressivo, compulsivo, veloce oggi. Oggi sono attivo, compulsivo. Questo buchino che tu mi hai lasciato gratuitamente, dovrò subito riempirlo. Perché bisogna, se tu non riempi la botte degli altri, saranno gli altri a riempire la tua botte. Questa è una frase importantissima del Dalai Lama. E c'è anche la spinta di questo pedoncino. C'è anche la spinta di questo pedoncino. Sì, faccio questa. Ho deciso che questa è la mossa corretta. Non so se sia veramente corretta, ma so che è veramente fastidiosa. Quindi se 2 più 2 fa 4, mamma mia che partita. Partita fra principianti. Ok, sì, dovrei aver paura di questa spinta, no, non dovrei aver paura, tuttavia ho tanta paura, ho veramente tanta paura, paura di rimanere solo, paura di attacchi, paura di questo cavallo, donna qui, cavallo attacca qui, sostengo con F5, vedi, queste sono le vere paure che l'uomo si fa al giorno d'oggi. Oddio, c'è questa alfiere qui e questo è un attacco concreto. Io intanto posso scaccarti, però poi non so come difendermi. Posso giocare alla donna qui, va bene. E donna qui, cavallo qui, ritirata di cavallo. Per tappare questo alfiere che giustamente insieme alla donna vogliono mattarmi. Però intanto c'è questo scacco. Che non me lo vuoi far fare? Non mi vuoi scaccare? E allora, amico mio, e allora roccherò lungo. Su questa a roccherò lungo. E ti beccherai la mia torre! Ti beccherai le sevizie della mia torre. Posso giocare F5? O mi indebolisce troppo F5? Vabbè dai, abbiamo capito che qui bisogna muovere senza farsi troppi problemi. Motivo per cui ti gioco subito questa. Tu arroccherai lungo anche tu, arroccherò lungo anch'io e vissero tutti felici e scontenti. Adesso c'è alfiere qui, o forse è più bella alfiere qui, no, non lo so.
Valuteremo, valuteremo, valuteremo. Sì, forse il alfiere qui è migliore. È più meglio il alfiere qui. Almeno. Ok. Questa è sempre cosa buona e giusta. Sono sotto di tempo, ragazzi. Avete mai sentito dirmi questa frase almeno una volta nella vostra vita che sono sotto di tempo? Ecco, adesso una verità che si sta realizzando sempre di più. Scacchi qui, scacchi vari. Ok. Ok, donna con attacco, scacco. Tanto uno scacco non si rifiuta mai. Questa è una delle poche regole. No, non è vero. Bisogna, dipende sempre dalla situazione, ragazzi. Mettiamo le cose in chiaro. La donna ora non può scaccare, che c'è la mia di donna che contiene tutto, fa da panciera contenitiva. Adesso bisogna però trovare un modo per attaccare. Allora, potrei aprirmi una via di fuga per il mio re, onestamente. Se lui toglie la donna, ah, l'avevi vista anche tu allora. Allora non fare quello che non vede le mosse, che poi fa tanto il ragazzo misterioso. L'avevi vista anche tu. L'avevi vista anche tu. Eccolo qui, il furbastro. Il furbastro. Chiodatura, sempre mantenerla, ragazzi, sempre mantenerla. E attenzione al tempo, caro Christian, il tempo è tiranno, perché qui noi possiamo andare in vantaggio di posizione, tutto quello che vuoi, ma bisogna sempre tenere conto del giudice supremo, il tempo, vedi? Piuttosto lascia impresa la donna, e vedi, è ancora più bello quando non te lo vedono. Quando non ti vedono la donna impresa è veramente una gioia incredibile. Veramente una gioia eccezionale, eccezionale. Vabbè, questa, questa è straregalata. Mi dispiace, questa meritavo di perderla e invece, nonostante sotto di tempo, non mi sa che la vincerò perché c'è questa che è molto forte. Alfiere bianco dovrà iniziare a fare qualcosa prima o poi se non vuole essere totalmente inutile. Scacco, cattura, scacco, donna qui, donna qui, scacco, questo qui, cazzarola, ma no, non ci posso credere. Non ci posso credere, che cacchio sto combinando? Va bene. Vabbè, questa si gioca così, dai. Si gioca tutta in pre-move. Che partita bellissima. Che vittoria da grande giocatore. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Che vittoria da grande giocatore. Va bene. Giocherò tutto. Oh, ragazzi, questa partita la farò tutta in pre-move. Tutta quanta in pre-move. Tutta quanta in pre-move. Ho deciso che farò così. Tutta in pre-move. Tutta quanta. Tutta quanta in pre-move. Tutta quanta. Tutta quanta in pre-move. Ok, catturo qui con la donna. Scacco e muovo il re e mi fai anche un favore. Mi faresti anche un favore. Ok.
No, 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 devo togliere subito il re, se no non posso mettere donna qui, esatto, esatto. Togliamo subito il re da qui, la donna è sempre sotto assedio, qui ci sono questi due belli alfieri, toglie la donna e perde C2, io perdo qui, posso fare così. Posso fare così, al prossimo c'è cavallo qui. Il suo alfiere mi sembra abbastanza tranzollo. Ok. L'importante è non ragionare, ragazzi. Questa è la regola. La regola delle blitz non sbaglia mai. L'importante è non ragionare, niente mai, niente, niente. Non vorrai perdere, è un bel pedone, io non capisco che gli fai. Quando entri nelle blitz, tu ta 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 ta, tarura ta ti taratam, taratararam, taratatarirari. Allora ragazzi, è il momento di far uscire il re, perché quando si arriva nel finale, il re è un gran pezzo di figo, lo ammetto, anche se le torri sono ancora tutte e due in gioco, bisogna ammetterlo. E prima lo si ammette, ragazzi, e prima riusciamo veramente a giocare. Tac, tac, tac. Ah sì? Tu pensi che sia stata corretta questa? Io penso di no. Io penso di no. Però tra il dire e il fare, come dicevano gli antichi, sai cosa dicevano gli antichi? Tra il dire e il fare c'è di mezzo un pedone passato, dicevano così. E il pedone passato purtroppo è la spina nel fianco degli scacchisti. Perché è un pedone potenzialmente infame. Dico potenzialmente per non dire infame. Eh sì, eh sì, eh sì, però appena toglierai la torre da qui ti prenderai un bel giochetto, che è questo. Questo è il giochetto di cui ti parlavo, la forza delle torri. La forza delle torri, ragazzi, è devastante, è devastante. Questi due pedoni non devono essere mossi, altrimenti creiamo case di ingresso per il re avversario. Ma secondo te io ti cambio? Potrei anche cambiare avendo un pedone in più e vincerla facile, ma non lo farò. Non lo farò. Avrei potuto farlo? Avrei fatto bene, sì, perché adesso c'è questa, ma non lo farò. Non lo farò. Ora sì che ti cambio le torri. Ora sì che è il momento prepuzio. Ok, vai ragazzi, ancora una. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. E finalmente, non mi sembra vero. Aggiungiamo i 1300. Non mi sembra vero, ragazzi. Non mi sembra vero. Non mi sembra vero. Perché con tutti questi pre-move la situazione si sta facendo veramente incontenibile. Veramente incontenibile. Ok, giochiamoci questa mossettina che fa sempre comodo. Onestamente ammetto che fa sempre comodo. Una posizioncina così fa sempre comodo da tenere. Ok, abbiamo... c'è questa amico.
Amico, c'è questa. Mamma mia, che errore madornale. Che errore madornale che ho appena commesso. È troppo tardi. Troppo tardi. Troppo tardi. Allora, cerchiamo di creare qualcosa di concreto, reale contro questo avversario infingardo. Ok, adesso ci attacco qua, tu mi attacchi qua, no, mi devi attaccare lì, così ho perso un pezzo. Adesso andremo a raddoppiare le torri qui, anzi, prima ti faccio questa. Così non puoi giocare questa, ma devi giocare questa. E una volta che avrai giocato questa, ti faccio questa. Aumentare la pressione sul pedone debole. Ora ti posso giocare anche questa, ma non ne vale la pena, onestamente. Onestamente non ne vale la pena. Alla prossima ti triplico. Ricordate, la donna deve essere messa dietro dietro alle torri. Possibilmente dietro le torri, poiché è il pezzo più importante, quindi deve supportare da dietro. Andiamo ragazzi. Ok, vediamo se c'è qualcosa che non ho visto, che avrei dovuto vedere. Premove, niente. Io ti cambio. Sai che c'è di nuovo? Io ti cambio. Ok, 1300 raggiunti. Vai ragazzi, 3 minuti, forse si finisce prima. 3 minuti, forse a 3 minuti si finisce prima, a meno che io non perda per il tempo. C'è sempre questa costante. Carina questa, non me l'hanno mai giocata, però penso sia carina, che sia giusta catturare con questo pedoncino. Va bene, carina, cavallo qui, carina, arrocco. Penso sia carina, tutto sommato. Tutto sommato credo che sia carina come mossa. E adesso proviamoci questa. Ah, ma c'era il trucchetto, c'era il trucchetto che non ho visto. Male, bisogna vederli i trucchetti. Bisogna vederli i trucchetti. Bisogna vederli. Adesso, questo alfiere qui in effetti ora è troppo forte. Bisogna eliminarlo. Come? Bisogna trovare il modo per far sì che a lui non salti più in mente di essere presente all'interno della mia vita. Ok, ora che abbiamo una bella position, dobbiamo attaccare questo punto. Come? Innanzitutto con un alfiere bello tagliente, così se va a difenderlo raddoppiamo con donna C7. Ah sì, col Kaiser che ti faccio venire qui col cavallo. Col Kaiser, amico mio. Poi ti gioco questa, ti creo un po' di minaccine che a 3 minuti non fanno mai male, da quello che ho capito. E poi sarà come morire. Poi ti posso spingere. Boh, vediamo un po' come va la situazione. Questo te lo catturo. Ok, c'è ancora questa. Va bene, abbiamo capito che sei una persona aggressiva, a tratti compulsiva, e che quindi ti piace il gioco strong. E anche questo, d'altronde non ti si può biasimare, perché il gioco forte è veramente figo. Christian, devi muovere. Lo so che non vorresti, ma devi assolutamente muovere. Devi muovere.
Cosa? Non si sa. Quando? Altrettanto. Ok, allora facciamoci questa cosa qui. Con alfiere qui, così ci togliamo tutti i possibili eventuali attacchi che ci possono tornare utili più o meno. Poi c'è alfiere qui di scoperta. Ah, ma non ti piacciono le scoperte? Tu sei uno di quelli a cui non piacciono le scoperte. Hai ragione anche tu. Hai ragione anche tu. Na 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 na. Cosa voglio di più? Voglio... Ah, no. Una delle canzoni più strane di Lucio Battisti, ragazzi. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Forse aveva vinto un festival di Sanremo, qualcosa, adesso non mi ricordo, però è molto strana come canzone. Molto, very very strange. Very 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 strange. Ok. Vabbè, questo alfiere in effetti lo si può minacciare. Così, dico, parlo per un amico, chiedo per un amico. Questo alfiere si può minacciare. E andrà in B1. Tempo, 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 tempo. Mi basta il tempo di morire. Mamma mia, potrei fare una trash talkerata solo parlando con le canzoni di Battisti. Sarebbe figo, eh? Tra le mie braccia così. Domani puoi dimenticare, ma adesso dimmi di sì. Un attore qui mi infastidirebbe alquanto. Mi infastidirebbe alquanto. Ma non ti do la soddisfazione di cambiare le donne, anche perché siamo... Houston, dobbiamo spingere. Dobbiamo spingere qui. Bisogna spingere. Non ci sono altre possibilità. Non ci sono altre possibilità. Non ce ne sono. Non ve ne sono. Non vi sono altre possibilità per mantenere il gioco attivo. Per mantenere il gioco attivo bisogna spingere. Attenzione, qui i secondi vanno e intanto il tempo se ne va. E c'era questa mossa. E c'era anche questa mossa. Taratara. Tarararirarirararam. Tarararirarirarira. C'era anche questa mossa, perché non l'ho vista prima. Questa è stata proprio rubata. Andiamo ragazzi. Quante rubate. È strano che ho vinto per il tempo. Solitamente accade sempre il contrario. Ok, andiamo. Andiamo. Ultimamente piace questo fianchetto. Ah no, doppio fianchetto, così, senza saper né leggere né scrivere, noi doppio fianchettiamo. È qui che ti volevo, amico, è qui che ti volevo. Quando mi fai queste mosse, che io capisco che non c'è una concezione generale della posizione, capito? Capito mi hai? Ok, ora possiamo anche fare un po' di cosucce insieme. Un po' di cosucce come questa. Catturo. Vabbè dai, vediamo un po' cosa succede con questa. Vediamo un po' cosa succede con questa move. Che bella debolezza che c'è sulle case bianche. Che bella debolezza. Che nanina.
Tarirararam, tarirarara, turarurirarirariraritaram. Ragazzi, è il momento di andarci a prendere le case bianche. Lo so che è il momento che tutti noi aspettavamo e ci sta un bellissimo attacco proprio sull'ala. Proprio su quest'ala qui. Sto pedoncino. Bisogna attaccare, ragazzi, non ce n'è, non ci sono altre soluzioni. Avrei voluto, mi sarebbe piaciuto creare altre situazioni, ma bisogna attaccare. Non ce n'è. Non ce n'è, bisogna attaccare, è il momento, è il momento. È il momento, ragazzi, è il momento prepuzio. È il momento, bisogna creare delle serie minacce nello schieramento avversario, assolutamente. Assolutamente, sono totalmente d'accordo. Iri balla. Sai che non so se c'è una difesa a questa minaccia? Non so se c'è. Così penso sia ancora peggio, onestamente. Non l'ho calcolata, ma penso sia ancora peggio, perché adesso c'è questa. Oddio, no, forse è sbagliata, però c'ho questa di intermedia. Ah, cazzarola. Non era la più bella del mondo, perché c'ho questa, cattura qui, scacco. Non è stata la mossa più bella del mondo, è stato bravo a trovare questa difesa. Tac. Va bene, te la concedo. L'ho già detto che te la concedo. Sì. Sì, amico mio. Sì. C'era lei. Solo ieri c'era lei nella vita mia. Solo ieri c'era un fuoco che metteva allegria, diceva il buon Eros. Ragazzi, oggi sono particolarmente canterino. Ma io no. Però io avanzo così. Dico buono, ragazzi. Premove. Ah, non mi hai voluto premovizzare? Io ti scacchizzo. A parte avrei potuto scacchizzare forse anche qua, che forse era un tantino meglio. Io ti faccio questa e poi ti faccio un'entrata in settima. Le entrate in settima sono sempre... Cerchiamo di mettere i pezzi su case bianche, poiché avendo... Vabbè, tanto facciamo così, andiamo tranquilli. Avendo alfiere su case scure, mi sembra corretto muoversi su case bianche. E se io ora ti faccio questa, tu mi fai questa, ma io ti mattizzo. Iriballa. Sì. Va buono. A quanti minuti siamo arrivati di registrazione? Siamo a 29 minuti. Potrei farne un'altra anche se mi scappa tantissimo la pipì. Ne faccio un'altra a 3 minuti, poi basta. Ok. Prima volta che vedo il gambetto di donna. A 1300, ragazzi, a 1300 c'è il gambetto di donna. Si inizia a vedere fuori. Ah, questa sai che non l'ho mai vista in vita mia. Interessante, come si gioca? Così? Giuro, non l'ho mai vista in vita mia. Mi stai spiazzando. Cavallo H3. Non l'ho mai vista. Carina. Adesso vediamo se c'è un modo per distruggere questa mossettina qui. Scacco di donna, tac. Caruccia. Adesso tu però mi attacchi qui, no?
Io però con questa mossa allo stesso tempo difendo il mio cavallo. Ok, posso già anche arroccare, anzi forse gioco, non so, adesso c'è il cavallo che mi minaccia questo. Vabbè, arrocchiamo, va? Non ci voglio neanche pensare, sono qui perdo un sacco di tempo. Perdo un sacco di tempo. Dovrei giocare a 6 per dare una via di fuga a questo alfiere. O a 5. Oh, sì, o a 5. E su C6 che cosa mi giocherai mai? Su C6 mi giocherai una mossa come questa. Ma queste sono tutte grandi debolezze che lasci al tuo avversario, che ti può catturare la torre e il cavallo. Che mossa del Kaiser! Va bene, era il momento di fermarsi. A un certo punto, ragazzi, arriva il momento nella vita di un giocatore dove deve capire che non deve più fare delle blitz, perché l'occhio è affaticato. Quando l'occhio è affaticato e poi non si vedono più le cose, quindi basta. Se mi va bene questa, ma anche se perdo mi fermo perché c'è troppa roba, c'è troppa roba. Attacco non può catturare perché c'è la donna e intanto ci pappiamo un altro pawn che fa sempre bene. Su torre qui assolutamente si cattura. Spinge, vabbè, il catturo qui. Sì, dovrebbe spingere 4 prima o poi, però adesso deve togliere la donna, in effetti deve spostare la donna. Dove andrà messa questa donna? Domanda da 1 milione di euro. Forse devo catturare con l'altro cavallo, probabilmente, molto probabilmente. Dai ragazzi, creiamo un attacco di matto su questo qui. Che non se ne può più, non se ne può più. Tac, tac, boh, qualcosa mi devo inventare. Tac. Tac, scacco. No, non si può, che pirla, non si può andare in F2, c'è il cavallo qui da 3 ore. Ok, sì, ho la vista affaticata, non vedo più nulla. Ok, portiamoci a casa questa partita, poi per oggi ci fermiamo. Non sto vedendo più nulla, non sto vedendo più nulla. Non vedo più nulla. Faccio mosse del Kaiser. Non vedo più nulla. Faccio mosse del Kaiser. Le mosse del Kaiser. Non vedo più nulla. Faccio mosse. Faccio mosse del Kaiser. Del Kaiser. Faccio mosse. Faccio mosse del Kaiser. Oh yeah. Quante mosse farai? Era carino come inno. Inno alle mosse del Kaiser. Dopo ci scrivo una composizione. L'inno è Faccio mosse del Kaiser. Yo 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 yo, yo 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 yo. Chissà Freddie Mercury come l'avrebbe fatto. Faccio mosse del Kaiser. Quante mosse del Kaiser io farò? No, wow, wow, wow. Faccio mosse del Kaiser. Il problema di quando tu non arrocchi è sempre il medesimo premuro di cavallo. E vai con l'alfiere, giochiamo F5. Faccio mosse. Faccio mosse del Kaiser, Kaiser, F5. Basta, basta. Ci fermiamo per oggi, ragazzi. Ci fermiamo. Ok. Poi penso che appena toccherò
1400/1500 mi rimetterò 5 minuti perché se la giocano va bene. Paradossalmente sto riscontrando meno problemi adesso che si sale che con i 1100. E 1100 è stata una bella fatica. Va bene ragazzi, continuiamo la prossima volta. E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!